Centinaia di chilometri quadrati di territorio bruciati dal fuoco, un deserto di cenere punteggiato da quel che resta di alberi secolari, un panorama terrificante quello che si presenta a chi percorre in queste ore il Montiferru, ferito a morte da un incendio devastante che brucia ormai da 3 giorni. Un territorio la cui economia contava sull'allevamento e sull'agricoltura di qualità, affiancate da una miriade di aziende artigiane, di cui in molti casi rimangono solo edifici sventati dalle fiamme. Santo Lussurgio è stato l'epicentro di questo rogo che ha attaccato e devastato il territorio del paese, dai boschi secolari che dominano il centro abitato alle aziende agricole e artigiane. Fiamme che hanno camminato veloci e che hanno circondato e devastato quasi tutti i paesi del Montiferru. Nel territorio di Santo Lussurgio procedono le operazioni di bonifica e di spegnimento degli ultimi focolai. Poi, così come in tutti i 2000 km devastati dal fuoco, occorrerà iniziare a fare la conta dei danni che sono ingenti e non riguardano solo un calcolo meramente economico. Sono finiti in fumo secoli di cura del territorio, di sacrifici per conservare e tramandare un patrimonio inestimabile sotto il profilo ambientale. Il fumo pervade ancora tutta l'area percorsa dal fuoco, il vento solleva la cenere trasportandola lontano. In azione ci sono le forze antincendio che stanno mettendo sotto controllo le ultime fiamme con l'ausilio di un numero di aerei ed elicotteri che mai si era visto volare contemporaneamente in Sardegna in occasione di altri devastanti roghi. Le associazioni di categoria sono già all'opera per affiancare allevatori, agricoltori e artigiani che hanno in molti casi visto i sacrifici di una vita finire in fumo. È partita anche la macchina della solidarietà per dare un primo aiuto in attesa che si muovano le istituzioni nazionali e regionali. Non bisogna perdere tempo, occorre tagliare la burocrazia per evitare che, come in altri disastri del passato, gli aiuti arrivino quando ormai non servono più.